Un chilo di zucchero costa poco più di €1 al consumatore, ma dietro cosa c'è? C'è il lavoro dell'agricoltore che ha coltivato la barbabietola, c'è il costo della raccolta e del trasporto allo stabilimento, c'è la trasformazione e il confezionamento e poi ancora il trasporto allo scaffale. Andiamo a scoprire meglio questa storia con Agrinet, il futuro in campo. Quando consumiamo dello zucchero, quello che per esempio aggiungiamo al nostro caffè o uniamo alla preparazione di un dolce in cucina, ci chiediamo mai da dove arrivi? Ebbene, nel nostro paese l'intera filiera che va dalla coltivazione della barbabietola da zucchero fino alla trasformazione e al confezionamento finale è davvero esigua perché copre solo il 12% del fabbisogno nazionale, questo a causa di un forte ridimensionamento del settore. Il saccarosio che si ricava dalla canna da zucchero o dalla barbabietola, appunto, che è quella che si coltiva principalmente nelle zone temperate come la nostra, in Italia appunto ha subito un forte calo e oggi c'è solo il CoProB, la cooperativa di produttori bieticoli, a produrre zucchero con barbabietola coltivati in Italia. Andiamo allora a conoscere la sua storia nei suoi due stabilimenti, a Minerbio in provincia di Bologna e a Pontelongo nel Veneto. Guarda Francesca, questa è la nostra barbabietola. Adesso con questo bello strumentino che usava la nonna la tiriamo fuori dal terreno, adesso la raccolta è meccanizzata. Quindi questo è il nostro piccolo zuccherificio praticamente. Lei accumula zucchero al suo interno, quindi noi in fabbrica non facciamo altro che estrarlo e basta. Viene seminata da metà febbraio fino a metà marzo e la raccolta viene fatta da metà luglio a metà ottobre. La barbabietola da zucchero che viene raccolta tra luglio e ottobre arriva nello stabilimento principale di Minerbio, qui proprio in questo grande piazzale dove c'è un movimento di mezzi. Ne parliamo meglio con il direttore agricolo Massimiliano Cenacchi, che ci racconta quanti mezzi arrivano qui quotidianamente. In questo piazzale generalmente ogni giorno scarichiamo circa 400 vettori. Sono 120 camion che girano ogni giorno per 400 viaggi, vengono scaricati circa 13.000 tonnate di barbabietola da zucchero, quindi un numero veramente importante di barbabietole. E come vedete i camion sono sia billici che anche autotreni con i rimorchi e in base al vettore appunto vengono scaricati o per terra, quindi in mucchio, oppure si possono scaricare direttamente nella canalina che poi andrà direttamente in stabilimento. Qui Francesca ci troviamo all'interno del laboratorio analisi etare. Noi ci occupiamo della determinazione dei parametri che vanno a pagamento su ciascun carico conferito. Qua infatti ad ogni campione noi andiamo a determinare la percentuale di tara e il saccarosio contenuto. Una volta fatto questo il campione, tutto il carico anzi, viene scaricato all'interno del piazzale e dentro le 24 ore viene processato all'interno dello stabilimento. Ci troviamo nella sala controllo dello stabilimento e da qui si ha accesso a tutte le fasi produttive controllando ogni singolo passaggio. Ci troviamo con Maurizio Botteri, direttore di stabilimento. Cosa succede alle barbabietole che arrivano quotidianamente dai campi quando giungono in stabilimento e soprattutto quante ne arrivano ogni giorno? Lo stabilimento lavora 12.000 tonnellate giorno di bietole e produce 1.200 tonnellate giorno di zucchero.
Il processo di trasformazione della barbabietola avviene in varie fasi. La prima fase è il lavaggio, con la rimozione della terra, dei sassi e delle erbe. Dopodiché la barbabietola va nei diffusori dove viene estratto il saccarosio, la molecola del saccarosio. Quindi una volta estratto passiamo nella fase successiva, che è la depurazione calcocarbonica. Depurati questi sughi abbiamo un sugo, noi lo chiamiamo sugo leggero, che deve essere concentrato, perché la cristallizzazione del saccarosio avviene quando la soluzione raggiunge la concentrazione di saturazione. Quindi i sughi vengono concentrati e dopodiché naturalmente si separa la molecola del saccarosio come cristallo. A quel punto abbiamo il cristallo puro che può essere centrifugato ed è pronto per essere, diciamo, commercializzato come saccarosio. E come mai lo zucchero è bianco? Lo zucchero è bianco perché questo processo di cristallizzazione, di separazione di questa molecola dalla soluzione madre è un processo di purificazione. Una volta separato dalla soluzione madre è puro e ha questo colore, diciamo, chiaro. Non sono aggiunti né additivi, non c'è nessun processo chimico, è un processo naturale di separazione per cristallizzazione. Però esiste anche lo zucchero grezzo che è più scuro, giusto? Lo zucchero grezzo è lo zucchero che ha ancora unito al cristallo lo sciroppo da cui deriva, lo sciroppo madre, che è uno sciroppo di color bruno. Per quanto riguarda il ciclo produttivo, che cosa avviene a quelle parti della barbabietola che vengono scartate? Una volta tolto il saccarosio, la polpa viene ovviamente pressata, essiccata e va a fare l'alimentazione animale come mangime. Lo stesso il melasso, tutto ciò che non è zucchero in soluzione finisce nel melasso della barbabietola. Questo melasso viene utilizzato oggi come base di fermentazione per la produzione di biogas oppure per la produzione di lievito nei lievitifici. Inoltre le calci che derivano dal processo della depurazione calcocarbonica vengono utilizzate come amendante in agricoltura perché contengono delle sostanze nutritive utili per le colture agricole. Direttore, vedo che però si utilizza tantissima acqua per il lavaggio delle barbabietole soprattutto, ecco, quanta acqua si consuma? Insomma, questo consumo è importante. Ecco, allora il consumo di acqua inteso come emungimento di acqua dai pozzi negli anni è stato ridotto in modo veramente importante. L'acqua che si vede nello zuccherificio prevalentemente è acqua che entra con la barbabietola che poi viene recuperata, evaporata, condensata e va in tutti gli utilizzi dello stabilimento. Quindi anche sotto questo aspetto è un ciclo sostenibile. La stessa acqua che vediamo uscire dal pennacchio della ciminiera? La stessa acqua che si vede uscire dal pennacchio è acqua che deriva dalle barbabietole. Quindi non è inquinante perché no, è solo... No, assolutamente. Ecco Francesca, da qua in poi lo zucchero diventerà un alimento, qui il cristallo si separa dallo suo scolo dove è liquido e da qua diventerà un cristallo puro pronto per essere venduto. Presidente, come mai per tanti anni lo zucchero ha rischiato di non essere più prodotto in Italia o comunque di essere prodotto in una piccola quantità? Questa è una cooperativa cresciuta proprio negli anni 60 dai produttori, quindi venuta dal basso, ed è stata sempre una grande forza per il traino e lo sviluppo economico di questo territorio. Questo ha consentito di fare un lavoro di grande sviluppo in questa comunità che si è trascinato anche quando l'Europa ha deciso che lo zucchero, la filiera dello zucchero doveva competere col sud del mondo e quindi ha fatto una riforma abbassando tantissimo il prezzo di riferimento dello zucchero e causando la chiusura di più di 100 stabilimenti in Europa e 17 su 19 in Italia. Siamo resistiti solo noi perché venivamo da una bella storia, da una storia cooperativa che aveva visto lo sviluppo proprio del territorio, lo sviluppo dei produttori, che avevano preso questo sensore, erano passati da produttori di barbabietole a produttori anche di zucchero e arrivavano direttamente al mercato. Rispetto a quando questa azienda è nata, quindi negli anni 60, come è cambiata la coltivazione e la produzione dello zucchero anche alla luce di quelle che sono oggi le urgenze legate all'ambiente, alla sostenibilità?
È cambiato il mondo perché negli anni 60, quindi praticamente nel dopoguerra, lo zucchero era un prodotto assolutamente indispensabile per l'economia del paese, l'economia del territorio. C'è stata un'esplosione nel dopoguerra dello zucchero in Italia e in Europa. Poi piano piano si è arrivati a meccanizzare la viticoltura, a avere i prodotti chimici per la viticoltura e via via fino ai giorni nostri, dove abbiamo fatto un passo gigantesco con quello che è la nuova genetica, con quelli che sono i nuovi mezzi e nuove tecnologie. Oggi seminiamo bietole anche con i robot, per dire. Tutta la nostra viticoltura sta diventando o biologica o sostenibile, marchiata sostenibile col marchio, e in questo siamo una delle viticolture più avanti in Europa. Tra l'altro l'Europa oggi caldeggia alla coltivazione della bietola, giusto? Oggi l'Europa è tornata sui suoi passi e vuol mantenere una sua autonomia nella produzione di zucchero, e si sta pensando a una revisione della riforma che è stata fatta nel 2005-2006. Riforma che riguarda quali Riforma aspetti? che riguarda le tutele della filiera rispetto ai mercati mondiali. Adesso si sta rivalorizzando la filiera dello zucchero, una filiera dello zucchero sostenibile che rispetta l'ambiente, che però produce quel quantitativo di zucchero che serve all'Europa. L'Europa, vista la situazione che si era creata con la riforma, ha dato la possibilità alle zone più difficili, quali le aree mediterranee, di avere dei contributi per la produzione della barbabietola, e questo è stato molto importante. Ci troviamo ora nella fase finale della produzione dello zucchero, quella del confezionamento. Siamo con Leandro Cariolo, responsabile marketing dell'azienda, che propone sul mercato i prodotti con marchio Italia Zuccheri. Un nome importante, direi, perché si tratta di un prodotto 100% italiano. Direttore, quali sono i mercati che coprite? Il canale principale è sicuramente il canale industria, la grande industria italiana dolciaria. Poi abbiamo anche la linea dedicata per i maestri pasticceri e gelatieri. Poi abbiamo in tutto il canale B2C, quindi il canale che va a servire il consumatore, quindi il canale moderno, tutto lo zucchero che viene venduto nei supermercati. Lì vendiamo zucchero semolato, vendiamo zucchero extra fine, vendiamo zucchero grezzo di barbabietola, e poi abbiamo anche il canale Oreca, il canale praticamente tutti i bar che possono essere presenti sul nostro territorio, dove appunto lo zucchero è venduto sotto forma di bustine per dolcificare il caffè o altre bevande. Ci troviamo ora nella campagna di Minerbio, a pochi chilometri dallo stabilimento. Sono con il giovane Mattia Chiarini, che insieme al papà porta avanti un'azienda agricola dove tra le tante coltivazioni troviamo anche la barbabietola. Mattia sta sperimentando un prototipo di macchinario davvero particolare, senza l'intervento umano. Di cosa si tratta? Questo è Farandroid FD20, è un robot completamente autonomo che fa semine e sarchiatura di barbabietola da zucchero, ma anche di tante altre colture a seme piccolo. Adesso lo avviamo. Oggi lo vedremo in semina, sta deponendo il seme e geolocalizza la posizione ottimale nel quale va a deporre il seme. Quando poi andrà a sarchiare le infestanti dal campo della barbabietola da zucchero, Quindi a diserbare, a togliere meccanicamente. Esatto, lui andrà a sarchiare l'intera superficie ad esclusione del punto dove ha posto il seme, per evitare quindi di danneggiare la plantula. È completamente elettrico, funziona grazie a questo pannello solare che ricarica le batterie ed è in grado appunto di andare 24 ore su 24 senza il bisogno dell'operatore, che però per la normativa italiana deve comunque sempre essere presente sul campo per supervisionare il veicolo. Ecco, questo macchinario vi è stato prestato dalla cooperativa, dalla CoProB, giusto? Esatto, sì, CoProB, questo è di proprietà di CoProB e lo mette a disposizione dei soci per effettuare per ora prove di campo. Infatti io ho effettuato la tesi su questo veicolo e nella scorsa campagna abbiamo gestito un ettaro interamente con questo veicolo. Perché tu ti sei laureato recentemente, giusto? Esatto, sì, in Scienze e Tecnologie Agrarie. Senti,
e come mai in azienda tu e il papà avete deciso di continuare la coltivazione della barbabietola? Noi coltiviamo da anni barbabietola da zucchero e principalmente il motivo è che lascia il terreno ottimale per le colture successive, quindi in rotazione è una coltura perfetta. Poi grazie al sistema della cooperativa abbiamo un prezzo garantito a inizio anno, il che è molto utile per l'agricoltore, a differenza di altre colture dove invece questa sicurezza non c'è. Mattia, che cosa ti piace di questo mestiere? Mi piace il fatto che siamo sempre in mezzo alla natura tutto il giorno e poi non è mai lo stesso lavoro tutti i giorni. Quella dello zucchero è una storia che nel tempo ha visto alti e bassi dovute alle dinamiche complesse di economia e di politica europea e anche globale, ma oggi ci consente di parlare di un importante obiettivo della politica agricola comunitaria, quello di garantire un reddito equo e sostenibile ma anche stabile nel tempo per gli agricoltori. Ne parliamo con Giulia Lucertini, ricercatrice della Università IUAV di Venezia. Le ultime politiche agricole comunitarie in effetti hanno ridato importanza a questa cultura, garantendo aiuti anche importanti agli agricoltori che tornavano a produrre barbabietole da zucchero. Questo importante settore negli ultimi anni era stato abbandonato e grazie all'Europa sta ritornando. Questo perché effettivamente porta due vantaggi principalmente. Il primo è quello appunto di garantire un reddito agli agricoltori che storicamente producevano di fatto barbabietole da zucchero, e il secondo fattore è anche quello della sicurezza alimentare. Avere una produzione all'interno del proprio paese consente sia di abbattere la filiera, quindi mantenere una filiera relativamente più corta, ma anche quella di garantire il prodotto in periodi, diciamo, come quello che stiamo attraversando, comunque molto complessi anche a livello europeo e globale. Quindi l'aiuto che l'Europa sta dando a questi agricoltori e al ritorno di questa produzione è molto importante. Ci troviamo ora a Badia Polesine, in un'azienda in provincia di Rovigo tipicamente dedita a quelle che sono le coltivazioni del territorio, quindi frutta, orticole, cereali e anche barbabietola. Incontriamo il giovane Alberto Bonora che conferisce appunto tutta la barbabietola che coltiva allo stabilimento di Pontelongo qui nel Veneto. Alberto, tu ci hai messo anche la faccia sullo zucchero perché appunto sei sia sulle bustine piccoline che sulla confezione da chilo. Come mai? Cosa rappresenta per te lo zucchero? Lo zucchero per la nostra azienda agricola rappresenta sicuramente una tradizione. La coltivazione della barbabietola infatti l'ha iniziata proprio in questa azienda a mio bisnonno. Io infatti sono ormai la quarta generazione. Mio nonno poi è stato anche presidente di uno di quelli che una volta erano gli stabilimenti che popolavano proprio questo territorio, e quindi è una storia di famiglia anche la barbabietola, e pertanto nel momento in cui è arrivata la proposta di far parte di questa campagna pubblicitaria di CoProB non ho potuto dire di no. La barbabietola rappresenta a livello economico per noi comunque una coltura rispetto alle altre colture estensive non specializzate come possono essere il grano tenero o il mais, la miglior fonte di reddito sia a livello proprio di produzione lorda vendibile che proprio al netto delle spese. Inoltre da un punto di vista agronomico i vantaggi sono legati sia alla preparazione del terreno per la semina delle barbabietole, sia alla struttura che ha proprio la barbabietola con il suo fittone, ovvero diciamo le sue lunghe radici che lavorano diversamente i profili del suolo, garantendo pertanto alle coltivazioni successive delle tecniche di lavorazione di semina molto più leggere. Pertanto quando arriviamo a piantare altri tipi di coltivazione entriamo anche con
minime lavorazioni o addirittura semine dirette in campo. Inoltre la barbabietola da zucchero rappresenta per noi una coltura cruciale non solo nelle rotazioni ma anche in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Perché? Perché la barbabietola da zucchero ha un scarsissimo bisogno di acqua, o comunque è abbastanza ridotto. Quindi Alberto, potrebbe essere una coltura che tornerà di più sulle nostre terre? Me lo auguro, mi auguro che gli agricoltori che ancora non sono convinti nella coltivazione di questa coltura si convincano appunto nella bontà di quello che offre, in particolare come perno delle rotazioni che sono sempre più richieste dalla politica agricola comune. Bene, il nostro viaggio nel mondo dello zucchero tra Emilia Romagna e Veneto finisce qui. Diamo ora spazio ai più piccoli per vedere come se la cavano con i temi della politica agricola comunitaria. All'interno del progetto Agrinet ci è stato proposto di fare un lavoro su un'azienda agricola del nostro territorio. Siamo la scuola primaria Maurizio Caranza di Varese Ligure e abbiamo aderito volentieri a questo progetto. Abbiamo scelto l'azienda agricola di Federica Figone sul nostro territorio e abbiamo realizzato con lei un laboratorio sulla produzione e la filatura della lana. Com'è strutturata la tua azienda e con chi la gestisci? La mia è un'azienda in cui allevo mucche, pecore, cavalli. Cerchiamo il più possibile di essere a ciclo chiuso, ovvero autoprodurci e produrre il foraggio per gli animali. Mio papà mi dà una mano. Cosa ti ha spinto a scegliere questo lavoro? Sono nata qua e comunque già i miei genitori avevano gli animali, ovviamente a me è piaciuto da subito il contatto con la natura e con gli animali e poi mi piaceva anche portare avanti il lavoro che avevano cominciato i miei genitori. La tua azienda contribuisce a proteggere l'ambiente e a tutelare la biodiversità? Sì, in quanto abbiamo deciso di allevare delle razze che sono in via di estinzione e come pecore abbiamo deciso di allevare la pecora nostrana che un tempo veniva allevata nelle nostre zone. Inoltre non usiamo concimi chimici e fitofarmaci. Le nuove tecnologie ti aiutano ad unire tradizione e innovazione? Le nuove tecnologie servono perché ci permettono di tenerci aggiornati, informati, oppure tenerci anche in contatto, farci conoscere da altre realtà e conoscere altre realtà. Per quanto riguarda il lavoro un pochettino meno, perché su alcune lavorazioni continuiamo quello che facevano i nostri nonni, ad esempio per la lavorazione della lana. Infatti vi ho portato a far vedere gli strumenti che venivano utilizzati anni fa per la lavorazione. Per gestire la tua azienda hai mai ricevuto aiuti economici? Sì, quando ho aperto l'azienda agricola ho partecipato a un bando europeo di primo insediamento e mi è stato riconosciuto un aiuto. Il guadagno della tua azienda è adeguato alla qualità del lavoro che fai? A livello qualitativo sì, perché comunque si è a contatto con la natura, si respira aria pulita e a livello di orario lavorativo no, perché le ore sono tante per chi lavora in agricoltura e infatti la mia azienda ha diversificato molto i prodotti apposta per avere un guadagno più equo. Mi ha fatto molto piacere partecipare a questo progetto con i ragazzi della scuola in quanto ho visto molto interesse da parte loro e vedere Alessandro che sa lavorare ai ferri. Mi farebbe piacere che continuassero a lavorare la lana magari in un futuro.